Casanova, opera pop, tratto dal romanzo di Matteo Strucul, Casanova, la sonata dei cuori infranti. Venezia, 1755. Giacomo Casanova è appena tornato da un lungo esilio, ma ancora non sa quale destino lo attende. Avventure, intrighi, seduzione e amore. Questa affascinante storia è raccontata in esclusiva per Intesa San Paolo On Air da Red Canzian. Come dicevo nella scorsa puntata, quel primo incontro tra Francesca e Giacomo ha lasciato un segno nel cuore di entrambi. E Casanova non fa altro che pensare a lei. Riesce a far pervenire un biglietto a Francesca, dandole appuntamento in un campiello di sera, un luogo dove di solito tutti gli innamorati si incontrano, un posto dove nessuno li vedrà. Finalmente vi rivedo, quanto vi aspettai, non credo quasi agli occhi miei. E per la prima volta Giacomo Casanova si domanda: ma allora è questo l'amore? E ho voluto sottolineare questo momento con una musica non mia, una musica del grandissimo Pino Donaggio, che cita le note di Io che non vivo più di un'ora senza te, perché mi sembrava giusto omaggiare un grande veneziano e allo stesso tempo era la musica perfetta per sottolineare quel momento. I due innamorati si lasciano con la promessa di rivedersi al più presto. Il giorno dopo, mentre Giacomo Casanova cammina per Venezia, incontra il fidanzato di Francesca, Alvise Zaguri, il quale gli dice: «Ehi voi, vi ricordate di me?» Giacomo Casanova ricorda di averlo visto da qualche parte, ma non lo collega con Francesca. Allora Alvise gli spiega: «Voi avete importunato la mia fidanzata». Casanova gli dice: «Parlate di lei come se fosse di vostra proprietà». «Beh, certo», insomma, alla fine vanno a discutere fino in fondo. Casanova gli dice: «Vi assicuro che se avessi saputo che era la vostra fidanzata», pausa, «avrei fatto esattamente lo stesso». E allora Alvise si arrabbia veramente tanto e lo colpisce con un guanto per sfidarlo a duello. Gli dà appuntamento al vecchio mulino di Dolo, il mulino abbandonato di questo paese fuori Venezia, dove nessuno li avrebbe visti perché Venezia era molto severa, non accettava i duelli e c'erano pene fortissime per chi si sfidava a duello. Alvise propone questo duello pur sapendo l'abilità di spadaccino di Giacomo Casanova, ma lo deve fare per la sua dignità, per il suo orgoglio. In realtà gli tremano le gambe, gli trema la voce, ma non può più tirarsi indietro e quindi andranno a sfidarsi al vecchio mulino di Dolo in un duello all'ultimo sangue. La fama mia non è quella tua, però di certo crescerà quando ti ucciderò. L'impertinenza che stai mostrando qui ti sarà fatale. Sei già spacciato, io non fallisco mai con la mia spada che porta gloria e guai. La temerarietà, finto impavido, non è il tuo mestiere. Arrivati al vecchio mulino abbandonato comincia il duello. E dopo poco Giacomo Casanova fa volare via la spada di Alvise e lo ferisce. «Ah, e adesso, dice Alvise. Giacomo Casanova non ha nessuna voglia, nessuna intenzione, nessun interesse di uccidere quell'uomo e gli dice: «Adesso vi lascerò vivere, non mi interessa la vostra vita. L'importante è che voi lasciate in pace Francesca e soprattutto che non attraversiate mai più la mia strada». E fa per andarsene. Ma quell'altro raccoglie la spada e prova a colpire Casanova alle spalle. Uno dei secondi di Casanova, Bragadin, gli dice: «Attento Giacomo, ti sta colpendo alle spalle». E a quel punto Casanova è costretto a girarsi di colpo e a colpire Alvise, uccidendolo. Non voleva farlo, non avrebbe voluto ucciderlo,
ma è stato costretto dalla situazione di pericolo in cui si trovava. I secondi di Casanova e di Alvise si ritrovano intorno al corpo, ormai esanime, per terra, e decidono cosa fare. Hanno paura perché Venezia è molto dura con chi si batte a duello. Per cui i secondi di Alvise dicono: andate via, ci pensiamo noi a seppellirlo, e questa storia non è mai accaduta. Giacomo, nella totale disperazione, torna verso Venezia. Lui non avrebbe voluto uccidere quell'uomo e si domanda perché un destino tanto duro e crudele si sta abbattendo su di lui. Non volevo uccidere, però l'ho dovuto fare adesso io. In questa notte così ostile dubito che la sorte mi sorrida ancora. Temo e cupo il cielo dei pensieri miei. È un tormento di nuvole. Il barometro della E arriva mia a casa, vita dice entra, si che butta sul sta letto, arrivando una sfinito, tempesta distrutto, e temo e cade in un sonno tormentato, un sonno che si trasforma in un incubo nel quale gli appariranno tutti i suoi nemici, a cominciare dall'inquisitore, che sembra sia venuto a cercarlo, accompagnato dal fido Zago, pronto a fargli passare le pene dell'inferno. Vi condurrò nell'inferno dei piombi negli antri più immondi e la fine per voi. In fondo alla stanza gli appare addirittura il fantasma di Alvise con la camicia bianca insanguinata, e riuscirà a scacciare tutte queste immagini con un andate via straziante che urlerà nel sonno e dal sonno lo sveglierà. Andate via. Giacomo è sudato, è disperato, è senza fiato, ha bisogno di prendere aria, deve uscire, deve incontrare qualcuno. E va verso... ma questo ve lo dirò la prossima puntata.